Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Sera Talk Show su Social. Oggi è giovedì 16 gennaio 2025 e iniziamo questa puntata parlando ovviamente del Cagliari che gioca domenica alle 15 in casa, un match che per quanto stiamo parlando comunque della seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A, per quanto diciamo non sia, anche perché ripeto è lungo ancora il torneo, decisiva, ma di sicuro è veramente molto molto importante. Il Cagliari viene da una doppia trasferta con 4 punti conquistati, vittoria a Monza e pareggio, potremmo dire anche lontano da quelli che erano i pronostici contro il Milan a San Siro, in recupero 1-1 preziosissimo. Va da sé che nonostante i 4 punti conquistati, ad oggi il Cagliari sarebbe in Serie B, terzultimo posto, certo ad un punto da 3 squadre, 19 punti, ma è evidente che il Cagliari deve fare qualcosa in più, deve dare una spallata a questo campionato per risollevarsi e uscire dalle sabbie mobili della classifica. È vero, altrettanto vero, che le concorrenti dirette comunque sono a un tiro di schioppo, che ci sono la bellezza di 7 squadre in pochi punti e quindi ancora tutto da decifrare e da decidere. Però il Cagliari non può lasciar perdere e non può accontentarsi dei pareggini. Lo dimostra la classifica ad esempio del Verona, che è vero ha un punto in più del Cagliari, però è anche vero che è forse la squadra che più ha beneficiato delle vittorie, infatti è una squadra poco propensa ai pareggi e non conosce mezze misure. Ebbene, nonostante abbia più sconfitte del Cagliari, però il Verona ha un punto in più di rossoblu. Questo vuol dire che giocare in qualche modo sempre solo per il pareggio può servire come in occasione della gara di San Siro col Milan, ma per alcune partite accontentarsi o comunque cercare di strappare un punto davvero sposta di poco l'ago della bilancia. Cosa aspettarsi nella partita contro il Lecce? Beh, ovviamente il Cagliari non potrà fare il Cagliari di Milano, non potrà chiudersi in difesa e ripartire, dovrà fare la partita, dovrà sicuramente avere un atteggiamento differente. Non è escluso che il buon Nicola confermi la formazione che ha ben impressionato difensivamente parlando contro il Monza, scusate, contro il Milan, ma con un baricentro. Eccoci qua, un problemino tecnico, dicevo, è evidente che non si potrà giocare appunto in casa contro il Lecce utilizzando una tattica attendista. Va da sé che anche nell'ottica della classifica avulsa il Cagliari dovrà per forza di cose trovare la vittoria. Ricorderete all'andata era pieno agosto, fine agosto, il Cagliari perse in quel di Via del Mare 1-0 con un gol potremmo dire meritato in quella fase di partita, poi il Cagliari davvero si mangiò l'impossibile, ricordo ancora quel gol di Viola mangiato solo davanti a Falcone con la palla che finì in curva. Grida la vendetta anche il fatto che Lecce fosse in inferiorità numerica, anche il Cagliari non approfittò di questo. Ecco, anche da quel punto di vista il Cagliari dovrà vendicare, tra virgolette, sportivamente il match dell'andata. E sarà una partita sicuramente molto tosta, molto è cambiato anche dalle parti giallorosse, dalle parti salentine. Il Lecce infatti ha cambiato allenatore, non c'è più Luca Gotti, è arrivato Giampaolo, Marco Giampaolo che conosciamo bene, esattamente come Gotti che per anni è stato il vice di Donadoni anche a Cagliari. Sarà una partita sicuramente molto delicata, anche il Lecce non verrà ovviamente per far la vittima a sacrificare, dovrà però essere attento il Cagliari perché il Lecce è famoso soprattutto per le ripartenze. Non segna tanto la squadra di Giampaolo, esattamente come il Cagliari, però quando parte in contropiede può
contare su un giocatore, in particolare Dorgu, che è molto, molto rapido e che può sicuramente mettere in difficoltà la difesa del Cagliari. E a proposito di difesa del Cagliari, il buon Davide Nicola sfoglia la Margherita perché spera di recuperare Gerry Mina, uscito malconcio 2 settimane fa a Monza, a Milano, non ha giocato Palomino con buoni risultati e l'ideale sarebbe quello di avere appunto lo sceriffo colombiano in mezzo alla difesa, anche perché ricorderete già l'anno scorso nella gara a Cagliari-Lecce finita 1-1 fu l'autore del gol del vantaggio rossoblu, quindi se qualcuno ha anche un po' di scaramanzia potrebbe essere la possibilità di replicare, anche perché quest'anno Mina ancora non ha segnato. Detto questo, è evidente, dicevo, che comunque sarà una partita dove il buon Davide Nicola dovrà scegliere con accortezza i giocatori da mettere in campo. Sicuramente l'arrivo di Elia Caprile ha dato quella sicurezza che nell'ultimo periodo soprattutto il Cagliari non aveva dalle parti della difesa. L'alternanza fra Scuffet e Scerri non ha agevolato, il portiere albanese è stato protagonista suo malgrado di prove non proprio esaltanti e di parate non proprio esaltanti, e va da sé che in automatico anche Scuffet si è trovato di punto in bianco relegato nel ruolo di 12esimo, quindi oltre ad aver abbassato l'umore, la stima del portiere albanese Scerri, automaticamente si è abbassato anche l'umore e l'autostima da parte di Scuffet. Logico poi il cambio di portieri. Elia Caprini ha dimostrato a San Siro di essere un ottimo portiere non solo per il Cagliari ma proprio per affrontare la Serie A. Vedremo ovviamente con tanta fiducia che cosa dirà, come risponderà in questo proseguo di campionato. Ora come ora è importante salvare la categoria, però è chiaro che un giocatore come Caprile su un giocatore come Caprile si può e si dovrebbe investire. E a proposito di investimenti, c'è il calciomercato che continua a essere ovviamente nel rebanco, tra i social e non solo, ovviamente per quanto riguarda i colleghi, gli esperti di calciomercato, uno su tutti, l'amico e collega Gianluca Di Marzio. Proprio Gianluca Di Marzio sul suo sito internet e i suoi collaboratori pubblica una notizia di un doppio scambio Cagliari-Cremonese con Azzi e la Padula in terra lombarda e Jonsen e Bonazzoli dalle parti del Cagliari, dalle parti di Sardegna. Bonazzoli, ricorderete, è già stato alle dipendenze di Davide Nicola e quelle di Salerno con il gol che fece addirittura anche a Cagliari in occasione di un 1-1 di Cagliari Salernitana 1-1. Ecco, Bonazzoli non è prettamente un bomber, Jonsen men che meno, però è evidente che stiamo parlando di due profili con due giocatori che saltano l'uomo, che hanno la possibilità di creare il sovrannumero e perché no, ma anche di fare qualche assist oltre che a qualche golletto. Sicuramente lontani dai profili di giocatori che stavano avvicinando al Cagliari, quali Bonini piuttosto che Shomurodov. Certo è che umanamente dispiace che la Padula vada via, ma è anche vero che è un giocatore che deve, vista l'età e vista anche il fatto che comunque è un giocatore che ha mercato, soprattutto in Serie B, è giusto che vada a trovare le sue soddisfazioni, che questa annata per lui sono state perlomeno dalla parte di Cagliari non troppo evidenti. Intanto mi dicono che dovrebbe essere ufficiale, almeno su questo, ovviamente se non ufficiale comunque siamo molto vicini, il passaggio almeno di Azzi a Cremona. Ecco, questo già è un altro elemento importante. Azzi fu il protagonista della serie della promozione con Ranieri dalla B alla A, però in Serie A ha dimostrato, ahimè, diverse lacune. Nicola cerca di farlo giocare a terzino a destra con risultati altalenanti, però nel momento in cui ha trovato la formula con Zappa e Zortea a destra, per altri si sono chiuse le porte, e considerando che anche a sinistra il dualismo è fra Obert e Augen, va da sé che il giocatore italo-brasiliano comunque ha dovuto fare una scelta di vita e l'ipotesi cremonese non può che essere importante considerando che è la squadra che sta lottando comunque per salire in Serie A. Appuntamento quindi all'Unipol Domus domenica alle 15, Cagliari-Lecce. Importante ricordare che ci vedremo comunque all'intervallo, quindi alle 15:45 per 45esimo minuto con
me, con Bruno Corda e con ovviamente ho registrato il suo gruppo fondamentalmente, che organizza il tutto insieme a Effetto Serra, ovviamente Gianluca Alloci alla regia. Ci vediamo quindi domenica per quanto riguarda invece Effetto Serra, riprenderemo gli appuntamenti lunedì. Grazie a tutti, buon weekend e buona serata. Ciao.